Siamo con la FIB, la Federazione Italiana Barman, e in particolare con... Del Gaizo Adriano, sono un responsabile nazionale della FIB. Ho qui con me i miei colleghi che rappresentano le varie specialità e quindi i vari settori. Abbiamo accanto a me il professor Contrada, che è il nostro responsabile qui di zona, professore della scuola alberghiera, a cui abbiamo incaricato di sviluppare e potenziare la FIB qui in Sicilia. Alle mie spalle sono Manuel, lui è responsabile del settore free client, il settore un po' più giovanile, quello da manifestazione, da discoteca. Abbiamo qui noi il nostro maître, quindi responsabile di sala, che ci aiuta a fare la mise en place, a controllare che tutto sia efficiente e perfetto nei migliori modi, nel miglior modo tradizionale del servizio. Abbiamo un altro signore che è un gestore di vari locali in Vessiglia, che ha la sua professionalità e la sua esperienza appunto nel settore dalla parte opposta, quindi dalla parte del gestore del locale. Anche questo è un settore molto importante, che così uniamo le varie esperienze per poter offrire un servizio migliore a chi ci viene richiesto. Quali sono gli elementi che caratterizzano la vostra associazione? Prima di tutto siamo un'associazione molto giovanile, è solo 15 anni che siamo nel settore, anche se siamo anziani del mestiere. Siamo tutti vecchi barman di molta esperienza, però ci siamo staccati dalle associazioni classiche per formare una nostra che è un pochino più, come vi ho fatto vedere, a 360 gradi, per abbracciare un po' tutte le varie situazioni. Quello che ci unisce è appunto l'esperienza e l'amore per questo settore, per questo lavoro. Ci siamo diversificati appunto perché, avendo una certa esperienza, però ci piace sempre il lavoro sul classico, il vero lavoro del barman, del piano bar, degli alberghi, il lavoro che va fatto con amore. Però siamo nel 2000, siamo avanti, noi siamo un po' i vecchi, diciamo, e quindi abbiamo dato spazio a questi giovani con questi nuovi sistemi di bar, di lavorare, non trascurando, cercando di unire la nostra esperienza con lo spettacolo, con questo nuovo modo di essere in discoteca, che noi abbracciamo, però anche nello stesso tempo cerchiamo di tenere le distanze, che sono due modi di lavorare completamente diversi, anche perché abbracciano una clientela completamente diversa. Una, la classica, è il signore che si affaccia al bar, al piano bar, e quindi vuole il classico cocktail martini, il classico aperitivo. L'altro è un bere più giovanile, più veloce, più da spettacolo che il classico cocktail che ci viene richiesto. Abbiamo cercato di unire le due cose e stiamo ottenendo un grande successo. Tutto questo lo stiamo facendo con i professori delle scuole alberghiere. Infatti abbiamo agganciato grossi incontri con vari professori di tutta Italia, facciamo delle tavole rotonde che con loro insieme entriamo nelle scuole alberghiere per poter proporre e spiegare ai giovani come si beve, come bisogna bere e come bisogna proporre il bere. Purtroppo al giorno d'oggi il bar è molto lasciato così, andare, non ci sono più professionisti dietro il banco, anche perché non c'è più una clientela che chiede determinati cocktail e quindi è un po' il cane che si morde la coda. Cerchiamo di andare al nascere della cosa con i giovani per spiegargli come si beve e come si serve da bere. Quali sono le prossime iniziative in calendario? Sono grosse, stiamo organizzando le varie manifestazioni in tutta Italia con le fiere, abbiamo fatto quella di Carrara, quella di Rimini, ora andremo in Sardegna, ci stiamo muovendo abbastanza in tutta Italia strategicamente. Abbiamo questa struttura appunto che come avete visto è smontabile, montabile, così, apposta per essere pronti e andare in tutti i posti e portare la nostra vocazione, il nostro modo di lavorare, che come avete potuto vedere è molto diverso, fuori dai canoni, ecco, ci piace lavorare, però divertirci e far divertire. Gli obiettivi sono appunto di dare questo amore per il barman, per il classico barman, però con le idee giovanili e cerchiamo di fare un matrimonio fra le due cose. Siracusa, Coffee Show Latte Art 2011, un suo commento. È stata una bella esperienza, prima di tutto perché non mi credevo, come ho già detto anche prima, un'esperienza di trovare una città così splendida, nel vero senso, sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista dell'accoglienza delle persone. Mi è piaciuta perché finalmente ci siamo ritrovati tutti insieme, noi, l'Aibes, i sommelier, lo sciabolatore, sono tutti i caffè, quelli che fanno, sono tutte le cose che fanno del nostro lavoro l'occhiello, quello che devono servire a portare avanti questo discorso.
purtroppo, e dico purtroppo, questa cosa non è recepita dai gestori. Ecco perché abbiamo con noi un gestore di un locale, perché loro tirano sempre a risparmiare, così risparmiano, così guadagnano di più. In realtà non è così, è quello che i gestori non capiscono. Con un professionista dietro il banco spendono sì di più, ma in fondo del cassetto gli rimarrà sempre qualcosa di più. E purtroppo al giorno d'oggi questo non succede, perché dietro il bar ci può andare il ragazzetto, ci può andare lo studente, ci può andare qualsiasi persona, e quindi è tutto lasciato così. E manca appunto la professionalità, che da una bottiglia ci possono uscire 10 cotte come 20 cotte, e questo i gestori non lo capiscono, perché noi diciamo costiamo, ma in realtà a fine mese costa più un ragazzino che noi professionisti. Grazie. Grazie a voi.